Finisce 0-0 una partita brutta, senza emozioni e con il pubblico che non si è certo divertito. La nuova era della Propatria comincia dunque senza gol e senza emozioni. La partita è cominciata con i tigrotti volonterosi, smaniosi di andare all'attacco, di cercare una vittoria che l'avrebbe portato una classifica migliore, ma si è scontrata contro una squadra scombutica, difficile da affrontare, che ha chiuso gli spazi ed è ripartita in contropiede. Tanto agonismo, tanto agonismo e poco gioco dunque in questo match che segna per la Propatria un cambio radicale. Dopo i 6 anni di Patrizia Testa subentra un consorzio napoletano i cui dirigenti erano presenti in tribuna. Poche emozioni, dicevamo, poco gioco, la più importante, se così si può dire, a metà della ripresa, quando un colpo di testa di Molinari è finito alto e pochi minuti dopo una conclusione di Brinoli da dentro l'area piccola è stata deviata da un difensore che si è lanciato sulla palla mentre questa stava per entrare in porta. Tutto qui, il finale è da dimenticare, i tifosi, ripetiamo, non si sono certo divertiti.